Una vera e propria tempesta si sta formando dietro le quinte del Napoli. E il nome al centro di questo trambusto è niente meno che Victor Osimhen. Siamo tornati con un aggiornamento urgente ed elettrizzante sul futuro dell'attaccante nigeriano, che potrebbe essere sul punto di prendere una piega sorprendente. Come sempre, vi portiamo le informazioni più calde direttamente dalle fonti internazionali, con tutto ciò che dovete sapere per capire il retroscena del mercato. Quindi, prima di immergerci in questa notizia che sta facendo discutere, lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate il campanellino, perché l'argomento di oggi è un possibile nuovo volto per l'attacco del Napoli. Con la possibile partenza di Kvaratskhelia, il Napoli sta già studiando alternative per rafforzare il settore sinistro dell'attacco. E un nome comincia a prendere piede: Noah Lang, attaccante olandese di 25 anni, attualmente al PSV Eindhoven. Lang non è solo tecnico, ha anche carattere, personalità e stile. Nella scorsa stagione ha totalizzato 14 gol e 12 assist in 44 partite, nonostante gli infortuni. Il suo calcio audace e provocatorio attira l'attenzione, e il suo nome è stato valutato con grande interesse da Antonio Conte, che vede in lui il profilo ideale per il ruolo di ala offensiva nel suo schema tattico. L'interesse del Napoli non è recente. A gennaio, il club ha cercato di ingaggiarlo, ma il PSV non ha dato il via libera. Lo stesso Lang ha rivelato di essere rimasto frustrato: sono state settimane difficili. Volevo davvero giocare nel Napoli. Questa dichiarazione è piaciuta molto ai tifosi. Ora, con la possibile partenza di Kvara per cifre altissime, Lang torna ad essere una priorità. Il suo valore si aggira intorno ai 30 milioni di euro e il PSV sarebbe più disponibile a negoziare. Lang può portare non solo qualità tecnica, ma anche impatto di marketing, presenza mediatica e una nuova identità offensiva al Napoli. Inoltre, con la sua energia in campo, può riaccendere la fiamma dei tifosi in un settore che potrebbe perdere il suo più grande simbolo recente. E ora voglio sapere da te, tifoso del Napoli: Noah Lang è il nome giusto per sostituire Kvaratskhelia? Approvi questo possibile acquisto? Commenta qui sotto la tua opinione sincera, dici da quale città ci stai guardando e, naturalmente, se ti è piaciuto questo contenuto, lascia un super grazie qui sul canale per rafforzare il nostro lavoro. Alla prossima!